Buonasera amici di Solesino, buonasera a voi e buonasera, che bello ritornare in questa piazza, ci si rivede ed è un grande piacere, rivedo il sindaco in prima fila insieme ad ospiti qualificati che fanno parte della nostra giuria, ma soprattutto rivedo un bel pubblico e questa è la cosa che ci fa sicuramente molto piacere. Bene. Siamo qui per una selezione importante, selezione valida ovviamente per l'83esima edizione di Miss Italia e intitolo questa sera in palio di Miss Solesino e ovviamente io con questo quadro straordinario di ragazze che ho alle spalle, come sempre le grandi protagoniste di Miss Italia da 83 anni, sono sempre e solo loro, queste bellissime ragazze che si mettono in gioco in tutte le serate, che si divertono insieme a voi e anche tra loro, perché in realtà in Camerino c'è un bellissimo clima di cordialità, grazie forse anche all'organizzazione preziosa di Paola Rizzotti, che è la titolare dell'agenzia Modashow.it e esclusivista di quello che è il concorso Miss Italia in Veneto. Però ragazzi, io vi chiedo di rimanere un po' qui perché adesso a portare i saluti c'è il primo cittadino e quindi mi sembrava giusto avervi intorno a lui per i saluti di Elvi Ventani, sindaco di Solesino. A lei il microfono, sindaco. Dunque, buonasera a tutti. È bene già iniziare con il sorriso in modo tale da sdrammatizzare, da togliere l'ansia, lo stress, un po' l'emozione che si intravede dagli occhi delle ragazze. Per cui benvenute e grazie innanzitutto di esservi iscritte, di partecipare quest'anno alle elezioni di Miss Solesino, appunto nelle selezioni di Miss Italia. Benvenuto al pubblico, grazie di questa numerosa presenza. Per me è veramente motivo di orgoglio e di enorme soddisfazione aver riportato anche quest'anno Miss Italia qui a Solesino, proprio il concorso di eccellenza per la bellezza e veramente è modo perché dà modo di dar lustro al nostro paese, di dare una certa visibilità perché è un concorso, un evento diciamo di un certo stile, un evento di classe e sicuramente porta attrattività alle attività commerciali della nostra meravigliosa comunità. Saluto le numerose mamme, papà, i genitori che sono presenti, a dimostrazione che la nostra società è matura, non lasciano i figli allo sbaraglio ma li seguono e per cui questa è una cosa molto importante, per cui vorrei in questo momento rivolgere a voi un applauso al pubblico bellissimo che vedo è numeroso presente. Un applauso naturalmente anche alle bellissime concorrenti del concorso. Ringrazio poi le persone che sono in giuria, Riccardo Ferro, consigliere comunale di Sant'Elena, Giuliano Mondovan che è personal trainer ma anche l'anno scorso Miss Bikini, Patrizio Navarin, assessore al commercio del comune di Solesino, il dottor Curzio, sindaco di San Pietro Viminario e Giacomo Scapin, sindaco di Ospedale Tuganeo. Per cui grazie, è importante avere anche queste autorità presenti nel nostro paese, un applauso per loro.
Non mi dilungo tanto, lascio spazio alle vere protagoniste della serata, ovvero le aspiranti Miss. Già il fatto che siete qui, mi scuso col pubblico che giro le spalle, ma già il fatto che siete qui è già dimostrazione di forza da parte vostra e già avete vinto una prima sfida. Adesso vivete le vostre sfilate con il sorriso e con la voglia di divertirvi. In bocca al lupo a tutti. Grazie Sindaco, poi ci vedremo ovviamente nel finale, perché chi potrebbe assegnare la fascia di Miss Solesino se non Elvi Bentani? Ragazzi, vi invito a rientrare in camerino, grazie. Abbiamo un'altra ospite da presentare. Il Sindaco prima ha fatto notare una cosa verissima, acuto osservatore, ovviamente se ne intende del concorso, visto che quest'anno tra l'altro vorrà fare qualcosa in più, lo annunceremo dopo. Oltre alla Miss Solesino ci sono altre sorprese, che è verissimo quello che ha detto lei. Il bello di Miss Italia è che queste ragazze, Miss Italia muove le famiglie, quindi spesso arrivano ragazze accompagnate dai genitori, dai fidanzati. È sempre molto bello vedere tutto questo, perché fa capire l'importanza e il valore di questo marchio, di questa corona, di questo simbolo di Miss Italia, questo concorso che ha 83 anni e con tanta caparbietà e determinazione viene portato avanti dalla nostra instancabile Patrizia Mirigliani, la nostra patrona, alla quale farai un bel applauso, perché davvero anche in questi anni un po' più complicati del solito, come tutti sappiamo, lei ha voluto dare il segnale che Miss Italia c'era e c'è stata. L'abbiamo eletta nel 2020 con modalità fuori dal comune, insomma, attraverso un invio di video, però Miss Italia 2020 c'è stata, nel 2021 è stata fatta lo scorso anno, ricorderete la finale a Venezia, e nel 2022, insomma, rivedere una piazza dove oggi pomeriggio, tra l'altro il sindaco ci avete attivissimo, oggi si sta le sedie, veramente fa tutto. Oggi non c'era il problema di tenere le sedie così distanziate, l'anno scorso mi ricordo c'era una qui, una là, oggi vi vedo già più vicini e questo sindaco è bellissimo. C'è un'altra Miss che è ospite con noi questa sera, che lei in realtà il suo percorso lo ha fatto e adesso sta facendo un percorso diverso, perché Miss Italia poi ti porta ad avere delle opportunità e delle soddisfazioni. Con noi c'è Martina Buttacci, Miss Miluna Veneto 2021. Un applauso per lei, anche la sfilata. Vai, prima sfili, poi vieni qui vicino a me. Ottima rappresentante alle prefinali nazionali di Miss Italia 2021 è con noi questa sera con la sua fascia che l'ha portata proprio ad ottenere quel risultato così importante. Sapete tutti il sponsor del nostro concorso. Martina, buonasera. Buonasera a tutti, buonasera Solesino. Senti, ritornare qui, raccontiamo il tuo percorso che ti ha portata poi alle prefinali di Miss Italia. Allora, il mio percorso è iniziato l'anno scorso proprio alla selezione a Solesino, dove mi sono classificata al 4° posto. Questo mi ha permesso di arrivare alle finali regionali di Miss Italia Veneto. E poi ho vinto il titolo di Miss Miluna Veneto, che mi ha fatto arrivare appunto alle prefinali nazionali a Roma. Bene, adesso io ti invito ad accomodarti vicino al sindaco e poi durante la serata ci vediamo, perché avrà un po' di cose da raccontarci. Siamo pronti per iniziare a vedere le prime concorrenti? Ma certo, la giuria, mi raccomando, prontissimi. Cosa accade adesso? Le ragazze le vedremo prima, nella prima uscita con il loro abito, quello che loro hanno deciso di indossare per la prima sfilata, e poi le vedremo con il body ufficiale del concorso. Concorrente numero 1, sei pronta? Ed è lei ad aprire ufficialmente la selezione qui di Miss Italia Solesino per l'elezione di Miss Solesino. Si presenteranno loro in questa prima uscita. Buonasera a tutti, sono Vanessa, ho 22 anni, vengo da Vido del Conte in provincia di Padova e sono una studentessa universitaria in biologia. Molto bene il numero 1 e andiamo a conoscere la concorrente numero 2. Buonasera a tutti, sono Martina, vengo da Legnago in provincia di Verona, ho 22 anni e faccio l'infermiera. Molto bene, concorrente numero 2.
Buonasera a tutti, sono Serena, ho 21 anni, vengo da Cavaillon Veronese, studio biotecnologie e sono una make-up artist. Molto bene, concorrente numero 3. Buonasera a tutti, sono Nicole, ho 22 anni, vengo da Verona e sono una barista. Hai detto tutto? Vai! Things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. Buonasera a tutti, sono Linda Martini, ho 18 anni, frequento il liceo delle scienze umane a Padova e... Hai detto tutto? Vai! But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Buonasera a tutti, sono Sofia, ho 23 anni e studio economia. Molto bene. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going live. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. Numero 7. Vai! Buonasera a tutti, mi chiamo Jenny, vengo da Chiampo, un paese in provincia di Vicenza, ho 22 anni e al momento lavoro in un'azienda meccanica. Concorrente numero 8. Way back a year ago. Buonasera a tutti, sono Giulia, vengo da Verona, ho 28 anni e nella vita faccio l'odontotecnico. Molto bene, concorrente numero 8. Conoscere la concorrente numero 9. Buonasera a tutti, sono Sara, vengo da Monselice e ho 22 anni. Nella vita studio management delle aziende sanitarie.
bene, andiamo con la prossima. La numero 10. È bellissimo vedere queste ragazze che sfilano, anche perché poi abbiamo già fatto qualche selezione, quindi molte di loro le conosciamo e vediamo magari con quale più dimestichezza affrontano la passarella rispetto ai primi appuntamenti. Vai, numero 10. Buonasera a tutti, sono Isabella, vengo da Verona, ho 26 anni, nella vita faccio la cameriera. Hai detto tutto, numero 10, vai. Grazie, intanto andiamo con la prossima, la numero 11, la vedo prontissima. Signori, buonasera a tutti, mi chiamo Esther, sono di Vicenza, ho 19 anni e faccio la cameriera. Hai detto tutto? Vai. Concorrente numero 11. E lascia spazio alla prossima, che è la numero 12. Buonasera, sono Gloria, ho 19 anni e vengo da Vicenza. E nella vita studio comunicazione e nuovi media della moda. Conoscere la concorrente numero 13. Buonasera a tutti, sono Anastasia, ho 19 anni, vengo da Casale Suissine in provincia di Treviso e lavoro come parrucchiera. Andiamo con la prossima, è un numero 14. Buonasera a tutti, scusate, sono Morena, ho 24 anni, vengo da Mestre e nella vita lavoro come social media manager. Detto tutto, vai, numero 14, prego. Poi ricordo che le rivedremo tutte nella seconda uscita, tutte con il podio ufficiale. Andiamo con la prossima, numero 15, intanto in questa prima uscita si prendono con Laura Abito, con la quale hanno deciso di affrontare la prima passerella. Buonasera! Buonasera a tutti, sono Nassi Francesca, ho 22 anni, abito ad Albaredo e lavoro in un'azienda. Vai, numero 15. Andiamo a conoscere la concorrente numero 16. Vai.
Buonasera a tutti, sono Martina, ho 19 anni, vengo da Vedelago, un paese in provincia di Treviso e ho appena finito la qualifica per la conciatura. Molto bene. Numero 16. Andiamo con la concorrente che chiude il gruppo, numero 17. Buonasera a tutti, io sono Benedetta Suraci, vengo da San Bonifacio in provincia di Verona e sto studiando al liceo linguistico. Molto bene, concorrente numero 17. Applauso per i nostri concorrenti, mentre io do la possibilità a voi e anche alla giuria di riordinare un po' le idee, vorrei andare a fare alcuni ringraziamenti. Iniziamo con Rocchetta. Miss Italia beve tutti i giorni l'acqua oligominerale Rocchetta perché è leggera, stimola la diuresi e aiuta a eliminare scorie liquidi in eccesso, così ogni giorno si sente più bella. Rocchetta, acqua della salute, dà sempre l'acqua di Miss Italia e della bellezza. Miss Italia e Rocchetta, un binomio di successo. Rocchetta, puliti dentro, belli fuori, plin plin, come dice un famoso slogan. Poi abbiamo Miluna. Miluna è il regalo di valore che dura nel tempo, è il gioiello perfetto per le ricorrenze e i momenti speciali. Miluna corona sentimenti di affetto e sogni di bellezza come quello di diventare Miss Italia e indossare la preziosa corona di diamanti creata da Miluna. Chissimo Biancaluna è l'intimo made in Italy che vedrete indossato dalle nostre splendide ragazze, avete capito benissimo. Chissimo Biancaluna è una delle pochissime aziende che produce tutte le sue collezioni di intimo e pigiami in Italia. Il marchio Biancaluna non è solo intimo, è un mondo intero di biancheria per la casa che potrete scoprire nei negozi di arredo tessile della vostra città. Poi abbiamo Givova, che è un nuovo partner di Miss Italia. Le meravigliose ragazze del concorso indosseranno abbigliamento sportivo ricercato e di tendenza, adatto a tutte le donne che vogliono sentirsi belle e in forma. Con Givova lo sport incontra la bellezza per esprimere i valori sani e positivi che abbracciano il più alto concetto di benessere. La scelta giusta per sentirsi grintose e dinamiche alla moda su givova.it. E poi abbiamo Rea Academy, il trucco per avere successo. Io vi chiedo un applauso per questi nostri amici partner, perché insomma credono in questo concorso e portano un po' il messaggio in tutte le piazze. Io vorrei poi andare a presentare la giuria. È vero che lo ha fatto giustamente prima il sindaco, però rifacciamo un ripasso anche perché vedo che molti di voi mano a mano si vanno aggiungendo a questa piazza ed è bellissimo, è bello vedere tanto pubblico intorno. Allora io voglio ricordare a voi chi sono i giurati. Innanzitutto iniziamo dal sindaco Edi Ventani, grazie ovviamente. Poi abbiamo Patrizio Navarin che è assessore. Poi abbiamo Federico Curzio che è il sindaco di San Pietro Itinario, dove il sindaco è lei, scusate perché li indico anche, mi fa piacere, consigliere delegato del comune di Sant'Ele da Riccardo Ferro. Poi abbiamo Juliana Moldovan, personal trainer, buonasera a lei, e poi Giacomo Scapin, sindaco di Expo delle Teulane. Buonasera anche a lei e grazie ovviamente per dedicare del vostro tempo a scoprire le bellezze di Miss Italia, perché in realtà noi questo facciamo. Miss Italia è un concorso che offre tante opportunità, le ragazze partecipano a questo concorso, le ragazze che vinceranno questa sera accederanno direttamente alle finali regionali, quindi per loro il primo passaggio, diciamo, per l'avvicinamento alla finalissima questa sera si supera, quindi per loro è un appuntamento importante. Tengo anche a precisare una cosa, che le ragazze che questa sera non si aggiudicheranno il passo alle finali regionali potranno ovviamente puntare e partecipare alle prossime selezioni. Ovviamente Miss Italia per loro assolutamente non finisce, questa è una tappa, quindi in bocca al lupo a tutte quante voi. Dico tutto questo perché in questo momento le ragazze è l'uscita più importante, visto che in body la giuria darà il voto, quello definitivo, e quindi le vado a presentare io a questo punto, così saranno concentrate nella sfilata. Concorrente numero 1 è sempre Vanessa, prego.
abbiamo ovviamente la concorrente numero 2, lei è Martina. E andiamo con la prossima, Serena, concorrente numero 3. Nicole, numero 4. Abbiamo Linda, la concorrente numero 5. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Andiamo con Sofia, Set your affirmations, aspirations. concorrente numero I got 6. shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good E andiamo con Jenny, la concorrente numero 7. day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they ride, Head full of flies, so here come the clouds, They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost, Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. Andiamo con Giulia, concorrente numero 8. Afloat, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Andiamo con Sara, concorrente numero 9.
Andiamo con Isabella, concorrente numero 10. Andiamo con la prossima, Esther, numero 11. Esther, vai. E andiamo a rivedere Gloria con il numero 12. E andiamo con Anastasia, concorrente numero 13. Molto bene, grazie Anastasia. Andiamo con Morena, che concorre con il numero 14. Francesca, numero 15. Martina, concorrente numero 16. Andiamo con Benedetta, concorrente numero 17.
la giuria le può vedere un'altra volta le ragazze, le facciamo uscire a gruppi di 3. Quindi iniziamo con la concorrente 1, 2, 3 che è Vanessa, Martina e Serena. Quindi Nicola, Linda e Sofia, la numero 4, la numero 5 e la numero 6. Giulia e Sara, concorrenti numero 7, 8 e 9. Andiamo con Isabella, Esther e Gloria. Anastasia, Morena e Francesca, 13, 14 e 15. Andiamo con Martina e Benedetta, numero 16 e numero 17. Allora, abbiamo iniziato presentandola, ma in maniera molto veloce, però ne approfitto per averla qui vicino a me, la nostra Miss Miluna Veneto. Martina Buttacci, vieni, un applauso ancora per te da parte anche di quel pubblico che magari prima non ti ha vista. Martina, vieni un passo avanti, vieni un passo avanti, così a favore anche delle telecamere. Anzi, voglio ringraziare Mario Bonesi per essere qui questa sera. Grazie Mario, lo dico ai suoi telespettatori, coloro che ci guardano sul web. Siamo qui a Solesino per l'elezione di Miss Solesino, magari se non avete, vi siete sintonizzati solo ora, volevo farvi un riassunto di quello che è accaduto. Martina, allora hai detto prima che tu hai un legame particolare nei confronti di questa città, comunque l'hai vissuta la Miss Solesino, raccontaci un po'. Allora, io sono venuta qua l'anno scorso, primissima esperienza in questo mondo, prima volta che sfilavo, seconda volta che mettevo i tacchi, quindi è andata, ero molto emozionata e si vedeva anche, però è andata bene, sono comunque arrivata ad un buon risultato e poi dopo finali regionali lì sono andata spedita. Titolo importante ovviamente Miss Miluna. Senti, cosa ricordi? Quale emozione si prova? È una cosa, io lo chiedo sempre alle ragazze e fanno comunque fatica a trasferirla questa cosa. L'emozione di sentirsi nominare vincitrice di un titolo regionale, quindi sapere che si va a una prefinale di Miss Italia. Cosa hai provato in quel momento? Allora, in quel momento mi ricordo che eravamo a Baia del Forte, a Venezia, bellissimo luogo che mi rimarrà per sempre nel cuore. E eravamo tutte schierate, eravamo in tantissime, 35 se non sbaglio, tutte le vincitrici delle varie selezioni in Veneto.
E avevo il numero 22, mi ricordo, e tu hai detto la vincitrice è la numero 22. Io mi guardo il numero e ho detto, ma sono io. Pensavo niente, l'avessi lì- sbagliato io, hai capito? E lì insomma mi sono commossa, come è giusto che sia. E... Ricordo. Poi da lì sei arrivato alle prefinali, quindi sei arrivata a Roma con altre 180 ragazze, quindi ancora Italia. un'altra esperienza ancora più forte forse ti ha maturato ancora di più, perché poi Miss Italia, guardate che fa anche questo, io queste ragazze le ricordo alle prime selezioni, me le ricordo perfettamente, e poi si vive, Miss Italia è un grande carrozzone di tante selezioni, di tante amicizie che si stringono tra ragazze, ma anche in qualche modo anche tra noi, e quindi le vediamo crescere queste ragazze. Vi posso garantire la cosa più bella, c'è Paola, la nostra boss Paola Rizzotti, da tanti anni fa la regista di sfilate e mette un po' a disposizione la sua esperienza di queste ragazze. Poi si è arrivata alle prefinali, lì un altro mondo ancora più grande, ancora più complicato forse. Beh, lì l'agitazione era molto A più 10.000. a 10.000, però comunque per comunque un buonissimo ricordo. Ho legato tantissimo con le mie compagne di viaggio del Veneto, usciamo ancora adesso, ci vediamo adesso alle selezioni. Nelle come selezioni, ospiti. certo. E ho conosciuto anche molte ragazze da tutta Italia, non tutte ovviamente, difficile 180. ma con alcune sono ancora in contatto, e niente, insomma ce la contiamo. Senti, un'ultima domanda, tu l'anno scorso eri proprio qui su questa passerella. Proprio su questa passerella. Questa sera invece sei lì. Voglio dire una cosa, le ragazze, le concorrenti, lei non ha votato, lei è ospite ovviamente della serata, è ospite del comune di Solesino, però lei non vota, però si è accomodata vicino al sindaco. Senti, vederla da lì, la sfilata, che emozioni provi, ma soprattutto che punto di vista hai? Perché tutte dicono che vista da lei ci si rende conto di tante piccole cose che quando si è qui non si notano. Esatto, noti l'emozione delle ragazze, specialmente come me l'anno scorso, sono alle prime armi, e poi comunque io dico sempre che si fa nel campo l'esperienza. verissimo. Infatti adesso non penso di essere chissà cosa, però penso di avere molta più sicurezza, grazie, sicurezza a tenere comunque un discorso, il palcoscenico e niente, quindi spero che anche le vincitrici di questa selezione insomma siano fortunate come lo sono stata io l'anno scorso qua. Ma sicuramente, e credo che noi siamo stati fortunati ad avere ragazze come voi l'anno scorso, e sono sicuro che ce ne saranno tante altre anche quest'anno, perché sono ragazze veramente molto in gamba. Ma come dico io, sono le ragazze di Miss Italia in realtà, perché poi questo è. Grazie Martino, ci vediamo dopo per le premiazioni. Ciao, buon divertimento ancora. Bene, ed ora andiamo avanti. Insomma, c'è l'estate, la stagione è bellissima, tra l'altro le ragazze poi hanno la fortuna di poter sfilare con i body, e poi non poteva mancare una sfilata in costumi da bagno, e quindi questo lo dico, un ragazzo sarà già è fuori giuria, quindi sono un'uscita assolutamente, una sfilata in più da far fare loro, come hanno detto molte di loro, ha detto anche la Martina, a volte queste passerelle servono anche per maturare un po' di esperienze, quindi una bella linea di costumi da bagno con le nostre protagoniste in attesa di sapere chi sarà la Miss Solesino, le vediamo impegnate in una sfilata di moda con costumi da bagno. Ecco, a voi. Tutto fuori giuria, l'ho detto, sono già state votate le ragazze, questo è un qualcosa in più. Vai!
what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Grazie, un applauso per le nostre belle concorrenti. Ricordiamo il titolo di Miss Solesino, poi premieremo la seconda classificata Miss Rocchetta Bellezza, la terza, quarta, quinta e sesta classificata, e tutte e 6 accederanno alle finali regionali di Miss Italia. Quindi per diventare Miss Italia, perché poi questo dovrebbe essere l'obiettivo di tutte quante loro, e in fondo forse lo è per molte di loro, magari qualcuna, guardate che il bello di Miss Italia, viene solo per togliersi la soddisfazione di provare a sfilare in una passerella così prestigiosa per un concorso così importante che in realtà fa parte della storia del nostro paese. Altre invece magari hanno delle serie ambizioni, vogliono lavorare nel mondo dello spettacolo, nel cinema. Noi abbiamo delle ragazze, adesso non sto a citare, che negli anni hanno fatto fiction televisive, che sono partite proprio dalle pedane, dalle passerelle di Miss Italia in Veneto, altre magari che fanno le ballerine, altre che magari vorrebbero lavorare come conduttrici. Quello no, io lasciatelo fare, datemi ancora qualche anno, magari. Sto scherzando, anzi più di qualcuno ha avuto il piacere di averla con me sul palco a co-condurre insieme. Era una battuta ovviamente, anzi è bellissimo vedere queste ragazze che si fanno spazio in questo ambiente, e Miss Italia può dar loro sicuramente una grande mano. Certo che poi bisogna studiare, impegnarsi, perché comunque è una professione come tale va trattata, però alcune fanno Miss Italia proprio con la speranza che gli possa dare quella bella visibilità per ottenere magari in futuro la possibilità di fare questo lavoro. Quindi ecco, 6 di loro andranno direttamente alle regionali, poi ovviamente le altre potranno ripartecipare alle prossime selezioni, che come dicevo nulla è perduto, anzi avranno la possibilità di rifarsi negli prossimi appuntamenti. Adesso andremo a comunicare i nomi delle vincitrici e quindi è un momento importante per tutte quante loro, perché ovviamente stanno attendendo di sapere chi saranno le più belle tra le belle, perché dobbiamo proprio dire così, perché erano tutte molto molto carine e simpatiche, quindi davvero belle ragazze in gamba. Siete pronte? Andiamo con la sigla di Miss Italia? Vai, prego, eccole qui, le protagoniste di questa serata qui a Solesino. Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Oh, just breathe in. Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Oh, just breathe in. Flashing red lights, driving at night. Windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah. I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life. Eccole qua, facciamo un bel applauso, e anche voi ragazzi fate un applauso al pubblico che ci ha fatto compagnia questa sera. Ecco, lascio lo spazio per le riprese ovviamente a Gigi Ferro, Mario Bonesi
a Walter Parisotto, il nostro fotografo ufficiale, e poi ovviamente a tutti gli appassionati di Miss Italia. Tra l'altro riconosco volti di persone che ci seguono fedelmente in tutte le tappe e questo ci fa molto piacere. Abbassiamo un po' la musica perché adesso il momento è davvero importante. Abbiamo il sindaco Elvi Ventani che premierà tutte le concorrenti, la sesta, quinta, quarta, terza, seconda e ovviamente la prima col titolo di Miss Solesino. Mi farebbe piacere però un saluto ancora da parte, prego sindaco, venga pure più vicino a me se vuole, ci siamo visti all'inizio, ha dato un benvenuto al pubblico, adesso se vuole fare una battuta prima delle premiazioni. Mi chiede fai una battuta ma si tiene il microfono. Comunque ormai ne è rimasto solo uno, hai paura che te lo rubi, ma te lo do velocemente. Sono felice di vedere la piazza gremita, per cui veramente mi riempie il cuore di gioia di vedere così tante persone, il che significa che è un evento che è attrattivo, che è importante, come ho detto prima e lo risottolineo, dà visibilità al nostro paese ed è comunque un momento, secondo me, ed è quello il punto per me molto importante, di aggregazione, un momento di comunità, un momento di allegria e perché no questa sera un evento dedicato appunto alla bellezza. E soprattutto perché ci sono tante donne e come io spesso sottolineo, le donne devono essere sempre solo amate, per cui né sfiorate neanche con un fiore, per cui voglio sottolinearlo oggi più che mai ancora. Vi ringrazio, l'augurio è che vi siate divertiti, adesso vedremo le premiazioni finali e il pensiero comunque è rivolto a voi, in ogni caso vada come vada, però io sono sicuro che per voi è stata un'esperienza importante, un'esperienza di vita e che Solesino lo porterete comunque sempre nel cuore. Oltre perché è una bella comunità, diciamo dai, ve lo dico da solo per il sindaco. L'obiettivo era strapparmi il sorriso. Grazie, ti cedo il microfono. Allora, lo faccio io sindaco, lo faccia lei se vuole. Faccio io? Posso dirlo? Il sindaco ha un progetto. Io quello volevo che dicesse lei, sindaco. È una cosa importante perché se per voi Miss Italia non finisce qui, lo dico alle concorrenti che questa sera lo vinceranno, per Solesino non è detto che poi Miss Italia finisca proprio qui questa sera, perché c'è un'altra sorpresa che il sindaco sta insomma in qualche modo elaborando. Diciamo che allora l'anno scorso è stata la prima volta che abbiamo portato il concorso, il maxi concorso di bellezza qui a Solesino, ovvero Miss Italia. Oggi questa sera è la seconda edizione, diciamo, per Miss Italia Solesino, ma ci sarà il 6 agosto la terza edizione. In quel caso ci sarà una finale regionale, per cui daremo ancora più lustro alla nostra comunità. Naturalmente lo faremo insieme. Assolutamente, assolutamente. Quindi qui a Solesino questa sera si elegge Miss Solesino, mentre in agosto andremo a fare una finale regionale, quindi se questa sera da Solesino 6 ragazze prenderanno il via per le finali regionali, in agosto qui da Solesino una ragazza prenderà il passaporto per le prefinali nazionali, quindi davvero sempre qualcosa in più. Bene, sindaco, io credo che devo farla lavorare, sa adesso, dobbiamo premiare la sesta classificata e ci sarà Martina, la nostra Miss Miluna Veneto, che le consegnerà lei la fascia che lei darà alla ragazza. Quindi, signor sindaco, adesso comincia il lavoro, Allora, mettiamoci ai lati, ecco, sta benissimo lì sindaco, perché vediamo chi è la sesta classificata ammessa alle finali regionali di Miss Italia in Veneto, è la concorrente numero 7, Jenny Bevilacqua, è lei! Jenny arriva da fianco. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Grazie, complimenti. Andiamo con la prossima, la quinta classificata. Arriva la fascia, bellissima la nostra Miss Miluna Veneto, la nostra Martina, che consegna le fasce al sindaco. E questa fascia di quinta classificata va alla concorrente numero
only I could go back in 5. time, I'd tell myself Linda that Martini di everything Cadone. will work out Lei. alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help. Andiamo con la quarta classificata, anche lei ovviamente ammessa alle finali regionali in Veneto di Miss Italia. La quarta classificata è la concorrente numero 2, Martina Lucchini di Legnago, provincia di Verona. Eccola, è lei. Anche lei ammessa alle finali regionali in Veneto di Miss Italia. Pronti con la fascia della terza? Pronti? Attenzione, perché vedete il sindaco dalla fascia su, state attenti. No, quella non si dà mai la fascia del sindaco. Allora, terza classificata. Concorrente numero 17, Benedetta Suraci di San Bonifacio. Dove Benedetta? Eccola qui. They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me. Ovviamente tutte ammesse alle finali regionali in Veneto di Miss Italia, come la seconda classificata che si aggiudica Miss Rocchetta Bellezza, che è la fascia che viene assegnata alla seconda classificata. Questa fascia va alla concorrente numero 11, Esther Ampadu, seconda classificata con il titolo di Miss Rocchetta Bellezza. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. Grazie. Quindi è il momento di premiare la prima classificata. Arriva la fascia di Miss Solesino consegnata al sindaco dalla nostra Martina Puttaci. Paola Rizzotti, un saluto anche da parte di Paola con Corona Miluna pronta. Com'è andata, Paola? È stata una bellissima serata, ringrazio il sindaco che ci è rivoluto anche quest'anno, ma ringrazio tutto il comune per questa bellissima e grandissima accoglienza. La piazza è piena, finalmente, come hai detto tu, l'anno scorso c'era una sedia da una parte, un'altra da qualche metro, insomma, vuol dire che stiamo riprendendo. Le ragazze bravissime, molto emozionate, e cosa devo dire? 6 di queste andranno alla finale regionale, ma anche qui faremo un altro appuntamento, quindi in bocca al lupo a tutte. Grazie Paola, io vi metto da questa parte come al solito, ovviamente facendo i complimenti a tutte le concorrenti di questa sera che se la sono cavata benissimo, sono state brave, simpatiche, hanno fatto questa passerella con disinvoltura, però adesso arriva il momento di premiare la prima classificata. La prima classificata con il titolo di Miss Solesino, e la fascia giustamente sarà assegnata dal sindaco Elvi Ventani, va alla concorrente. Alla concorrente numero 14, Morena Montine di Mestre. Lei è la vincitrice del titolo di Miss Solesino. Arriva la Corona Miluna. Fate una passerella insieme. Dai, una passerella insieme. E mentre loro fanno questa passerella, io ringrazio Vanessa, Martina, Serena, Nicole, Linda, Sofia, Jenny, Giulia, Sara, Isabella, Esther, Gloria, Anastasia e poi ancora Morena, Francesca, Martina e Benedetta. Sono state loro le grandi protagoniste di questa serata. Però ricordiamo che per tutte le altre ci sarà la possibilità di rifarsi, e voglio anche ricordare una cosa, che tra di loro, tra le ragazze questa sera, c'è una concorrente che è Martina Perin. Dov'è Martina? Fai un passo avanti, lei è già una finalista regionale,
si è aggiudicata proprio ieri sera uno dei titoli che hanno portato alle finali regionali, però lei, io comunque avevo detto che saremmo da Solesino e ha dato la sua parola, è stata presente con noi. Diciamo che il regolamento prevede che lei avrebbe potuto partecipare, prenditi l'applauso, avrebbe potuto partecipare e vincere solo il primo titolo, quindi lei potrebbe essere arrivata seconda, non lo so dove è arrivata, però non ha vinto il primo titolo e quindi lei è con noi questa sera e ti ringraziamo. Lei è reduce poche ore fa, perché eravamo in una bella discoteca in Veneto e questa sera ha detto, mantenuto fede alla parola, aveva sentito parlare di Solesino, aveva sentito parlare bene, ha detto io ci vengo a Solesino ed è venuto a trovarci. Complimenti, tu così sei venuto a controllare la concorrenza, chi saranno le prossime finaliste con te. Vai! Morena, complimenti ancora e sindaco, possiamo chiudere, che dici? Io aspetto il suo ok. Martina Pistacci, un mazzo di fiori per te. Poi un altro mazzo di fiori va alla signora Giancarla Vedani. Sindaco, come ha detto prima, le donne non vanno toccate nemmeno con un fiore, però lo si può consegnare, un fiore con la dolcezza che mettiamo per la nostra unica donna in giuria. Prego. Giuliana Moldovan. Le donne non si devono, giustamente come ha detto il sindaco, toccare nemmeno con un fiore. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. Bene, grazie a tutti voi, grazie a queste splendide ragazze, a tutti loro, grazie a Paolo Rizzotti, grazie a Mario Bonesi con il suo Giniferro, grazie al nostro fotografo Walter Parisotto, grazie al sindaco, grazie al comune di Solesino che ci avete accolto con tanta simpatia, ma grazie soprattutto a voi perché è bellissimo vedere ancora le piazze con tanta gente, con tanto pubblico. Dai, ci ricominciamo a divertire, grazie davvero, siete stati straordinari, grazie. Buona estate! Something that is topical, rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable, dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow. Allora amici di Giniferro Team, siamo con Miss Solesino 2022. Ciao Morena. Ciao Mario. Allora, prima selezione, prima corona. E prima soddisfazione grandissima, devo dire, insomma. Emozionatissima, ti ho visto emozionatissima, come si è visto, insomma, mi è scesa anche la lacrimuccia, non ho potuto trattenerla, insomma. È una grande soddisfazione, soprattutto un riscatto personale che volevo da molto, insomma. E finalmente è arrivato il giorno. Consiglieresti Miss Italia alle altre Consiglierei ragazze? vivamente di provare questa vetrina, perché oltre ad essere una bella esperienza ti aiuta anche nella crescita personale e soprattutto anche a superare la timidezza, come è capitato a me. Quindi se ci sono delle ragazze in ascolto adesso, consiglio vivamente loro di provarci, ma non perché in questo momento ho vinto, ma perché comunque so che dà in cambio tante soddisfazioni e tante gioie che molte ragazze insomma sognano. Sì. Quindi provateci, buttatevi. Allora ci vediamo alle finali regionali. Senz'altro, o in Mario. qualche altra occasione. Mi Va raccomando, bene? seguimi. Sì. Ciao. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao Mario.